Bentrovati e bentornati a Storie. Raccontiamo questa settimana alcune cose intorno a un genere letterario magari che sembra antico, che sembra anche distante dai nostri canoni, che è l'elegia. L'elegia nasce nel mondo greco, nasce tra il VII e il VI secolo a.C. e nasce come profondo rapporto con l'epica. Addirittura l'elegia condivide con l'epica parte del suo metro. L'epica era espressa in esametri, l'elegia è esametri e pentametri, secondo il metodo e il metro del distico elegiaco. Quindi a partire dall'epica l'elegia vuole esprimere qualcosa che vada oltre l'epica e vuole esprimerlo in che modo? Cercando di costruire un'etica, cioè cercando di costruire dei valori che siano condivisi, dei valori che possano essere di riferimento per tutta una comunità, per tutta una società. Quello che fa l'elegia è quindi un'operazione culturale di primaria importanza, dinanzi come dire, al dissiparsi del grande patrimonio greco dell'antichità, che per cui per gli aristocratici era rappresentato un po' dalla grande tradizione omerica, di fronte al venir meno di quella società, della società omerica, gli elegiaci provano a costruire una nuova società, a dare nuovi valori al proprio tempo, nuovi valori alla propria consapevolezza del tempo, e lo fanno proprio nella ricerca dei vari temi politici, temi d'amore, temi di viaggio, temi di simposio. Lo fanno proprio col desiderio di costruire un punto, una piattaforma di riferimento comune per la società che va avanti e che cambia. L'elegia diventa qualcosa di estremamente interessante, a partire proprio dai poeti che la raccontano e che la narrano. E l'obiettivo di un elegiaco, l'obiettivo di un poeta elegiaco è quello proprio di provocare nell'animo di chi ascolta l'inizio di una nuova consapevolezza, di una nuova virtù. Di questo e di molto altro parleremo nelle prossime puntate qui a Storie.